Libertà, semplicemente la tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora deborda a sinistra l'ipocrisia sul caso drammatico, tragico di Cecilia Sala, la giornalista, ricordiamo, detenuta dall'orrendo regime degli Ayatollah nell'orrendo carcere di Evin, destinato alla repressione del dissenso, rispetto a cui dal 19 dicembre il governo si sta muovendo in sede diplomatica per ottenerne la liberazione, che speriamo avvenga immediatamente, a minuti, subito, perché è inaccettabile ogni secondo che una giornalista italiana passa prigioniera di una dittatura per essere una giornalista e, ahimè, temo anche per essere una donna. Ma proprio in questo senso deborda l'ipocrisia a sinistra, perché in queste ore è tutto un tirare per la giacchetta al governo. Interesse nazionale non hanno ovviamente mai saputo cos'è da quelle parti, perché sono molto preoccupati. Sono preoccupati perché hanno scoperto, li diciamo benvenuti, che l'Iran degli Ayatollah non è esattamente uno stato di diritto, che in Iran non sei arrestato, sei rapito da un regime in modo totalmente arbitrario, tant'è che ad oggi non si conoscono ancora esattamente le accuse che muovono l'orsignore a Cecilia Sala. E allora appunto è tutto a sinistra scoprire l'emergenza e tirare in ballo il governo. C'è stato ovviamente l'appello dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Esprimiamo preoccupazione e condanna per l'arresto in Iran della giornalista Cecilia Sala, detenuta da una settimana in regime di isolamento. Chiediamo spiegazioni immediate al governo di Teheran, che deve rispettare la libertà di stampa. E sicuramente Khamenei rivedrà profondamente le proprie convinzioni dopo questo appello dei parlamentari 5 Stelle. Ma al di là dell'ironia, che non può che essere tragica in questo frangente, il Movimento 5 Stelle ha una storia perlomeno ambigua in termini di distinzione tra società libere e dittature, in termini di posizionamento rispetto al guazzabuglio medio orientale. Tutt'oggi ovviamente è il partito più tiepido rispetto a quello che a tutti gli effetti è un alleato, lo Stato di Israele sotto attacco, e stiamo usando eufemismi. Nella sua storia il Movimento 5 Stelle ha inanellato una serie di perle. Per esempio nel 2018 l'allora Presidente della Commissione Esteri di Camera e Senato, Marta Grande, invitò in audizione un think tank iraniano che nel 2006 aveva organizzato a Teheran la conferenza sul negazionismo dell'Olocausto. Si è sempre impegnato il Movimento 5 Stelle per mantenere vivo l'accordo sul nucleare con l'orrendo regime che oggi li preoccupa perché ha sequestrato una nostra connazionale, e in generale ovviamente anche attraverso il suo novello leader, l'avvocato Conte, anche recentemente, nelle ultime settimane, presta il fiato alla retorica sul genocidio commesso dallo Stato degli ebrei e fa perlomeno un'equivalenza morale tra la democrazia israeliana, l'unica del Medio Oriente, e l'asse del male che l'attacca, che è eterodiretto da Teheran, da quei signori lì. Quindi insomma si svegliano un filo tardi gli eredi di Beppe Grillo. C'è poi la preoccupazione legittima e profonda di Laura Boldrini, ex presidente della Camera, che tra le altre cose non ebbe, diciamo, nessuna perplessità a presentarsi da presidente della Camera velata alla Grande Moschea di Roma,
quasi sdoganando in modo istituzionale la pratica del velo sul corpo delle donne, questa è cronaca, che ha postato: non possiamo che essere preoccupati per l'arresto della giornalista Cecilia Sala. Assolutamente non possiamo che essere preoccupati. Non possiamo che essere preoccupati perché forse in quel modello di società lì, nella società che impone il velo alle donne, per esempio, nella società creata dall'Ayatollah Khomeini, che abbiamo ricordato ieri, che ha una repubblica islamica dicendo, connotandola espressamente contro lo stile di vita occidentale, nella società che Oriana Fallaci sbeffeggiò davanti a Khomeini togliendosi il velo. Ecco, in quella società lì non esiste diritto, non esiste rispetto delle donne, non esiste rispetto dell'autodeterminazione, quindi insomma forse anche prestare meno il fianco a certi equivoci culturali quando si sono occupate posizioni di rilievo istituzionale avrebbe aiutato. E poi c'è ovviamente quello che ormai è a tutti gli effetti un influencer, perché se dobbiamo ancora considerarlo un politico, diciamo, visto il peso elettorale residuo, parleremmo di un amministratore di condominio, ma come influencer è ancora forte Matteo Renzi. In questo momento l'unica cosa che conta è che Cecilia Sala torni a casa subito, perché evidentemente non è appunto detenuta per ragioni di diritto, ma è detenuta per ragioni di teocrazia. Matteo Renzi, quando era Presidente del Consiglio, sembra un'era fa, ma era il 2016, fu protagonista, volontario o involontario, poco conta politicamente in certi casi, di un episodio di sudditanza e di sottomissione culturale imbarazzante. Ricordate la visita a Roma dell'allora presidente dell'Iran Hassan Rouhani? Si tenne un incontro ai musei in Campidoglio, e quando passò la delegazione iraniana guidata da Rouhani, vennero coperte delle statue classiche di nudi, perché turbavano i canoni culturali dell'islamista Rouhani. Quindi fu censurata l'arte occidentale, il senso della nostra cultura, per un inchino culturale a questi tiranni che oggi giustamente preoccupano Renzi perché hanno in mano Cecilia Sala. Morale della favola: tutti vogliamo la liberazione immediata della collega, molti dovrebbero rinunciare a questa dose fuori controllo di ipocrisia. Grazie a tutti, a lunedì.